Mentre navighiamo nelle acque del Veneto in cerca dei tursiopi, non è raro incontrare tartarughe morte che galleggiano alla deriva. Di solito si tratta di esemplari adulti della specie caretta caretta. Nella maggior parte dei casi ci è impossibile stabilire quali siano le vere cause di morte di queste tartarughe. In altre zone del Mediterraneo ci capitava di trovare tartarughe con lenze da palamito in bocca, quindi l'animale mangiava pesce o l'esca del palamito e annegava. Però qui nelle acque del Veneto i palamiti non sono molto utilizzati e in 4 anni di studio non abbiamo mai trovato nessuna tartaruga con una lenza da palamito. Sappiamo che nelle acque del Veneto possono essere catturate dalle reti a strascico sia di fondo che a mezz'acqua, dove a volte annegano. Naturalmente potrebbe anche trattarsi di mortalità legata ad esempio a patologie, collisioni con imbarcazioni o altre cause. Abbiamo appena trovato questa tartaruga morta che galleggiava alla deriva. È molto decomposta e dalle dimensioni sembra un esemplare giovane e ha il carapace tutto ricoperto di balani. Questa è la seconda tartaruga morta che abbiamo incontrato oggi. Abbiamo fatto foto alla tartaruga, l'abbiamo misurata. Noi siamo qui per studiare i tursiopi, però se incontriamo delle tartarughe vive o anche morte, le registriamo e poi comunichiamo queste informazioni ai nostri colleghi che si occupano di questi rettili marini.